arbitrale con la formazione che si dispone, le due formazioni che si dispongono a centrocampo. Siamo pronti per partire. Bagheria in maglia gialla, completamente giallo, Marsala in maglia blu con bande bianche. Il Rocchi al Marsala che prova a distendersi col pallone in verticale, Virotto che sguscia via, mette il pallone in mezzo, è arrivato il salvataggio da parte di Gastone, poi la conclusione da parte di Iannotti. Murato, parte forte il Marsala che vuole vuole subito far capire le intenzioni di questo pomeriggio. Molto vicino a Rustico, qui bello spunto di Matteo Mamona a destra, pal cross in mezzo, deviazione, poi la conclusione di 6 a suo campo, altissima, si era coordinato bene Gastone con le mani. A cercare Stassi che prova a prolungare di spalletta, Minnone col mancino, Barbera, primo tiro in porta e questo qui. I due centrali del Bagheria, Flamia rimane e poi Stassi e Minnone, pallone basso in mezzo, Procida la gira col mancino, ancora corner per il Bagheria. Caracappa stolta sul secondo palo, Costa scavalcato, Gastone va di testa, pallone sul fondo. Pallone in mezzo, Ferrara non esce, Stassi mette fuori, poi la conclusione deviata, la palla rimane di Ferrara con personalità anticipa Rallo. La barriera sembra molto vicina. Da Monte tocca per Iannotti, deviazione, c'è corner. È fastidioso che lo sia il termine adatto per definire la prestazione di Marseille nel primo tempo. Qui a voto Flamia che ha sbagliato l'intervento, calcia Vetrano sul primo palo, pallone sul fondo, c'è calcio d'angolo. Vetrano arriva a sostegno, Mamone che fa tunnel a Fiorentino e se ne va, sgasa a destra Mamone, pallone a rimorchio, sta arrivando Rustico che conclude col sinistro, pallone alto, bella azione del Marsala questa qui. Arriva Virzì che si impegna per tenere il pallone in campo, ci esce, va il cross, teso in mezzo, rimpallo, Stassi, la gira Stassi, facile per Barbera. Apre bene su Fiorentino che fa il sombrero, Mamone che di Fiorentino che è passato, destra di Fiorentino diventa un cross, arriva Gastone, Ferrara, anzi Barbera, che parata ha fatto Barbera, super, 4 uomini in barriera. Parte Stassi, potente Barbera sul suo palo, ha calciato molto bene Stassi, è riuscita a tenerla bassa. Procida lungo verso Stassi di testa, vola Stassi, Barbera vuole averci il Bagheria, Morana per controllo, lungo per Fiorentino, di testa Aneli, arriva il fischio all'arbitro, appena scuoti 4 finisce 0-0, non una bellissima partita.